è stato fatto un corso e ne faremo anche degli altri sui serramenti piuttosto che invece sulle serrature, sui sistemi di allarme, insomma su tutto quello che può essere fatto per non aiutare i ladri nel loro compito. Il sindaco di San Donà parla di concorso di risorse, dall'impiego della tecnologia con la videosorveglianza e il controllo di vicinato fino all'allargamento al turno serale e notturno degli agenti di polizia. A questo il Comune sta lavorando, ma anche attraverso una buona informazione per insegnare come proteggersi in casa propria. L'ultimo allarme lanciato però dal centro storico oggi riguarda la pericolosa circolazione di banconote false, taglio 50-100 euro. La segnalazione è arrivata da alcuni commercianti. Le indicazioni che abbiamo dato è non appena c'è il sospetto, una indicazione di persone estranee o movimenti insomma non adeguati che ci informino precisamente e velocemente. La denuncia avrebbe descritto 2 uomini dalla Carnagione Olivastre a Cento dell'Est che avrebbero cercato di truffare un negoziante proprio in centro storico. Abbiamo sia potenziato i controlli degli agenti che di fatto sono presenti sulle piazze almeno con 2 pattuglie in tutti gli orari del giorno e in più abbiamo attivato una sorta di controllo di vicinato per le attività commerciali di modo che ci possa essere una diffusione veloce di notizie anche tra di loro.